Beh, innanzitutto credo che Gran Raid abbia trovato in Revignelago l'anfiteatro naturale adatto al tipo di sport, alla corsa in montagna. Tutte le Alpi trevigiane sono adatte a questo, probabilmente Revignelago, non so, è stato più accogliente o ha avuto qualcosa in più che ti ha fatto scegliere questa location. Penso dal punto di vista turistico, l'aumento di iscritti che ha avuto in questi anni Gran Raid, anche dall'estero, molti atleti, e il cambio di data da domenica a sabato abbia influito positivamente, perché c'è gente che arriva il venerdì, dorme, il sabato corre e la domenica magari sta anche qui in zona con la famiglia. Sicuramente anche il fatto di correre vicino alle colline UNESCO aiuta, viene a fare anche un po' di turismo oltre a fare la gara vera e propria. E per questo dobbiamo ringraziare Gran Raid e tutti gli sponsor che supportano Gran Raid, e noi come amministrazione comunale diamo quest'area qui, un'area comunque dedicata allo sport, oltre che alla struttura polifunzionale, come quartier generale per 2 giorni diventa un quartier generale di sport e di sportivi che qui trovano l'ambiente ideale per correre in montagna. Insomma. Dal punto di vista del paese, del comune, il paese di Revine conta 1 migliaio di abitanti, poco più, il comune ne ospita poco più di 2000, quindi avere 800 atleti che arrivano da un giorno all'altro fa diventare la comunità di Revine Lago una comunità di sportivi.